Amici bellini, tocca al Gasp. Dobbiamo parlare di Gasperini perché lo ha citato De Laurentiis sotto domanda, quindi cerchiamo di essere precisi al riguardo. Non è che De Laurentiis si sveglia e dice Gasperini mi piace, no. Vi spiego il perché in un discorso più ampio che coinvolge quello che è successo in Champions con Real Madrid e il Bayern di Monaco, italiano, le finali, le sostituzioni. Cominciamo. Allora, perché ieri proprio dopo il gol, insomma, annullato il non gol perché era stato fischiato prima il fuorigioco, quello di De Ligt, io ho aperto uno spazio su Twitter, mi sono sfogato, ho fatto praticamente un vocale di 7 passaminuti e volevo condividerlo con voi. Prima di tutto benvenuto Erminio Nardone e benvenuti a tutti i nuovi iscritti che si sono iscritti in questi giorni, siete parecchi, e quelli che lasciano il like per far girare il video. Tra l'altro stasera sarò ospite di una trasmissione e quelli che sono iscritti al canale Telegram che trovate sotto in descrizione lo sapranno perché vi lancio il link. Allora, andiamo a parlare di quello che è successo oggi perché De Laurentiis è intervenuto al Quirinale per questa famosa Race for the Cure, lotta contro i tumori al seno, Mattarella, eccetera, eccetera. E De Laurentiis stesso alle domande a un certo punto gli chiedono se guarderà l'Atalanta, cosa ne pensa, eccetera, eccetera. E dice così, ci spostiamo perché parla di Gasperini, ascoltiamo. Vedrà la partita dell'Atalanta con particolare interesse? Ma l'Atalanta la vedo sempre con particolare interesse perché ha un bravissimo allenatore e ha degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante. Grazie. Bene. Quindi niente di che, cioè non è che lui adesso ha scelto, perché oggi proprio i giornali li hanno portati tutti quanti, me li stanno mandando in privato tutti quanti. De Laurentiis ha scelto Pioli, è finita così. De Laurentiis preferisce Gasperini, è il primo della lista. De Laurentiis italiano, De Laurentiis non molla Conte. Tanto è vero che stanno dicendo questa cosa qua che è bellissima. Parliamo di Sky Sport, mica pizze e fichi. Pizzi, fichi e ficche. De Laurentiis avrebbe mandato una bozza di contratto a Conte, Gasperini, italiano e Pioli. Il padrone attrende, è una corsa a 3 più 1. Una risposta definitiva per poi andare avanti con la scelta dell'allenatore. L'idea più rivoluzionaria porterebbe a Gasperini. È bellissimo e mi faceva riflettere Dore Falanga, e praticamente tra gli amici abbonati che parliamo sempre, come uomini e donne, cioè tu esci un po' con tutti, tu fai il tronista, esci con tutti, così poi dopo decidi, ti rivolgi a Maria, io non sono convinto di questa cosa qua. Maria sarebbe Chiavelli ovviamente, no? E si dovrebbe fare un meme al riguardo. Che Dore Falanga non perde tempo, in picture già ce l'abbiamo, poi lo vorrei fare bene con, magari lancio l'idea indicativa, lancio l'idea a qualcuno che si diverte a fare il meme, fate il tronista, gli mettete la voce così e ci divertiamo tantissimo. Ma volevo fare anche un po' di chiarezza per quanto riguarda i contratti, perché l'apprezzamento di De Laurentiis per Gasperini mi ha ricordato l'apprezzamento di De Laurentiis per Italiano. E in un'intervista dell'anno scorso lui ci disse italiano sì, io lo apprezzo, gli feci complimenti quando ci batté con era lo Spezia, insomma, però poi ci disse italiano però è l'allenatore della Fiorentina, è sotto contratto e quindi non fa parte della lista dei 40 nomi, lo apprezzo però non lo considero, non è in poll. Questa cosa mi porta a pensare, con italiano in scadenza di contratto, lo apprezzava prima, potrebbe diventare adesso italiano, è la cosa più logica. Però può mai essere adesso Gasperini o Pioli che hanno contratti ancora con le loro squadre? Andiamo a vedere. Allora, questa è la prima cosa, è stato nulla lo cacciare. Il futuro decide. Il futuro dice che Gasperini ha un contratto fino al 30 giugno 2025, allungato lo scorso settembre in una stagione in più. Il passo successivo potrebbe essere quello più stimolante, ovvero aggiungere un'altra stagione a quel contratto e arrivare quindi praticamente ai 10 anni. Ecco perché lo chiamano Gasperson, tipo Ferguson, perché sarebbe il più longevo in assoluto e quindi progetto lungo, puoi sbagliare una stagione, puoi sbagliare qualche cambio e comunque ti fidi e
vai avanti con la... Volevo aggiungere, perché l'ho detto già una volta, ma non tutti possono seguire tutti i video e tutte le live, c'è questo rumor che si dice su Gasperini che lui prende plusvalenze, cioè lui prende una percentuale sulle plusvalenze che la società fa sui giocatori che lui allena e che quindi potenzia e rivende a grandissimo prezzo, e lui prenderebbe una percentuale e quindi sarebbe il più pagato in Italia come allenatore. Falso, perché glielo chiedono proprio e dice, ha commentato la voce secondo la quale prenderebbe una percentuale per le plusvalenze. Chi ve l'ha detto questo? Brambati l'aveva detto. Brambati ha fatto anche dei conti che deve imparare, come è scritto, ma comunque sono cazzate, non devo rispondere a lui, saranno 10 anni che non lo vedo, e aggiunge pure, dice, se fosse vero sarei molto più ricco. Insomma, questa cosa delle plusvalenze che lo renderebbe assolutamente incompatibile con ADL non è vera e la possiamo escludere. Ora, lui ha questo contratto ancora e quindi con la possibilità, ma in questo momento che tra poche ore si deve giocare anche lui la partita di ritorno per andare poi in finale di Europa League, secondo voi questo risponde al telefono a De Laurentiis? Sta leggendo la bozza di contratto? Direi proprio di no. E se lo stesse facendo sarebbe il meno professionale degli allenatori. Ti devi chiudere in uno sgabuzzino e devi solamente lavorare, e sono sicuro che Gasperini questo sta facendo in questo momento. Idem si dica per Italiano, che ha il contratto che scade nel 2025 perché la società ha l'opzione a suo favore, perché Italiano sì scadrebbe in questa annata, però loro hanno l'opzione, un po' come era quella situazione di Spalletti. Ora però, se Italiano se ne vuole andare, ora non lo so se scatta in automatico o se mandano una PEC, ma secondo voi, la domanda che vi faccio a voi, secondo voi la Fiorentina, se arriva un'altra volta in finale e si gioca un'altra finale, o se addirittura la vince, non vedono l'ora di cacciare Italiano? Se hanno un'opzione a favore la possono attuare, e a quel punto Italiano fa come Spalletti, dice no, io ho bisogno di andarmene in campagna, e si libera, perché tutte le opzioni che volete voi, ma esistono le dimissioni, esistono il rinunciare ai soldi e non voler andare a lavorare, non li puoi costringere i tesserati a lavorare per te se non vogliono, e se hanno altri stimoli. Di conseguenza, opzione o non opzione, contratto o non contratto, se uno se ne vuole andare e ha altre idee e altre opzioni sul tavolo, se ne va. Ora Italiano mi fa fare una riflessione, ecco perché io vi posso dire anche qual è il mio preferito al momento. Per completezza ti dico anche di Pioli, ma questo si sa un po' di più. Pioli, contratto con il Milan, scadenza 30 giugno 2025, il suo addio appare scontato perché loro non vogliono continuare, e qua si deve parlare della buona uscita, si deve parlare se c'è una risoluzione consensuale del contratto, tipo o vado da un'altra parte, quindi tu Milan non mi devi pagare, oppure se il Napoli deve intervenire per liberarlo, e insomma lì è questione anche di rapporti tra società. Questo per concludere e per fare completezza per quanto riguarda gli allenatori che in questo momento io mi sposto, perché Gasperini poi non lo sopporto tanto a guardarlo negli occhi per troppo tempo. Grande allenatore, grande idee, tutto a posto, è l'uomo proprio che non sopporto. Vado in grossa difficoltà se diventa il mio allenatore. La riflessione su Italiano mi viene dalla partita di Champions di ieri. Come mai, direte voi? E ve lo spiego su. Perché il Bayern va in vantaggio, perché Tuchel fa la sostituzione della paura difensiva, toglie Kane, mette Kim, insomma aggiunge un difensore, comunica la paura, il Real Madrid mette il puntero e fanno i 2 gol. Un caso, non è un caso, ne parliamo spesso, la sostituzione che dovrebbe essere più difensiva, più quella pratica, no? È inutile rischiare, cosa che si dice di Italiano, la difesa a centrocampo, stai vincendo, chiuditi dietro. Parliamone. Questa sostituzione coincide, non è che ti porta, non è la causa, ma coincide con i 2 gol del Real Madrid. Poi si dovrebbe parlare di quel fuorigioco scandalosissimo, quindi il Bayern avrebbe potuto tranquillamente, a livello ipotetico, pareggiarla e andare poi ai supplementari. Però quello che si dice spesso di Italiano, cioè di essere troppo integralista, proprio ieri non è accaduto. Postiamo, perché non vi dico stupidaggini. Bruges Fiorentina, dove loro vanno in svantaggio. Questa è una partita dove Italiano fa meno possesso palla del Bruges, fanno 2 tiri in porta come il Bruges, però fanno 21 tiri totali,
molto meno passaggi del solito, non grande precisione nei passaggi, quindi te la devi prendere anche un po' con i giocatori e con la rosa che hai. Dobbiamo capire, ma Italiano è bravissimo con una squadra scarsa oppure la Conference League non conta niente, perché ognuno porta avanti la sua cosa, dice ah grande, un'altra finale, e poi quell'altro dice sì però che squadre ha affrontato? La Conference League, ci sono le squadre scarsissime. Io voglio vederlo il Napoli contro le squadre scarsissime, andare avanti fino in fondo, non mi dispiacerebbe, perché lo sapete che la squadra scarsa dietro l'angolo ti può fare la siringa. Comunque, quello che mi interessa è che, a parte la formazione che qua portano male perché Beltran non è in mezzo alla destra, è una punta che gioca sotto Belò, quindi la Fiorentina con un 4-2-3-1 reale 3-1, perché c'è Kwame, Gonzalez e Beltran sotto punta, proprio con Beltran pareggia, ma poi guardate le sostituzioni. Duncan entra al posto di Felipe Melo, Artur Melo. Zola al posto di Belotti, ma entra Luca Ranieri al posto di Beltran. E parliamo del finalissimo della partita, cioè al 90esimo, i minuti di recupero, la paura. Questa è la sostituzione della paura. È passato a 5 in difesa, ha tolto un attaccante, ha messo un difensore. Attenzione, in questo caso lui l'ha portata a casa. Allora è stato bravo Italiano? Questa è la domanda che ci dobbiamo chiedere. E io intravedo in questa sostituzione probabilmente una crescita, perché noi stiamo esaltando Ancelotti che nelle partite dove deve fare difesa e contropiede fa difesa e contropiede e va avanti fino in fondo. Poi hanno il DNA della magia di essere il Real Madrid, lasciamo perdere. Però potrebbe essere questo il momento di Italiano che capisce che essere integralisti tutto a posto, ma bisogna a un certo punto arrivare al risultato, e se in quel momento senti che Milenkovic sta facendo delle follie che non ti danno grande, aggiungi un difensore. E questo potrebbe essere il momento in cui Italiano è cresciuto, sta crescendo, sta facendo la sua esperienza. L'esperienza di stare in coppa e di fare partite a eliminazione diretta è un'ottima cosa, ed è uno di quegli allenatori che dà un'identità alla squadra, che è giovane quindi è affamato, e potrebbe essere un profilo giusto per il Napoli che deve riprendere questo discorso con personalità. L'arrivo di Italiano a Napoli deve coincidere con una società fortissima che fa una grande conferenza e dice tu e tu, già lo so che siete contro Italiano, fate silenzio, fate l'analisi della partita e non andate contro a prescindere, perché questo è l'allenatore per 3 anni, un po' come si è fatto con Sarri, e poi si sono raccolti i frutti. Altrimenti ragazzi lo demoliranno, perché Italiano già è quello che divide di più. Conte mette d'accordo un pochino tutti quanti, Pioli mette d'accordo tutti quanti al contrario, che nessuno lo vuole, Gasperini è uno di quelli apprezzati, ma sappiamo che c'è difficoltà, che se non fa il progetto lungo. Italiano è quello che divide di più, quindi 50 e 50, e io in questo momento, dopo questa sostituzione che lo porta in finale, dico 55 per Italiano, cioè pende un pochino verso il sì. Questa è la mia conclusione, e deve essere tutto nella logica. Cioè io vorrei darvi la verità assoluta, non si fa mai la sostituzione che togli un attaccante per mettere un difensore, perché ti abbassi troppo e prendi sistematicamente il gol. Dobbiamo fare la statistica. Probabilmente l'80% delle volte ti porta a prendere la siringa, probabilmente il 20% però ti porta a portare a casa il risultato. Ce l'abbiamo la statistica sotto mano? No. Qualcuno ha voglia di farlo? È il benvenuto, ma io intravedo una crescita, perché è qualcosa di diverso rispetto al solito Italiano. In conclusione, parliamo perché ieri nel vocale ne ho parlato, Neuer, miracoli dappertutto, il portiere più forte del mondo, proprio per personalità, per gioco con i piedi, per parate nella porta, uscite, tutto, fa grandi miracoli, e fa la pellecchia che porta all'1-1 del Real Madrid. Male Meret è il mio commento ogni volta che un portiere qualsiasi fa una papera, e noi sappiamo come reagiremmo a questa papera se l'avesse fatta il nostro portiere. Male Meret, male Dyer, cioè male Ostigard, male Juan Jesus sulla marcatura, perché tu fai la pellecchia ma potresti anche metterci una pezza sulla marcatura, e invece non succede. Quindi quando poi noi andiamo a fare l'analisi e ce la prendiamo con Meret, immaginate quella partita dove c'è da recriminare, perché quella bandierina non si può mai alzare e quel fischio non può arrivare. Se siete onesti intellettualmente, noi tifosi del Napoli, e ve lo dico con certezza, avremmo parlato dell'errore di Neuer, cioè di Meret, della non marcatura di Juan Jesus, di Ostigard, di Rachmani e Nathan, e dell'ingenuità
stai perdendo, non è possibile, stai quasi là. Che grande errore di Tuchel, Garcia, Mazzarri e Calzona, perché non si fanno quelle sostituzioni. Lo vedete lo scenario, no? Quindi non esiste la verità assoluta. Facciamo l'analisi di volta in volta, accettiamo il nostro istinto dove diciamo questa è probabilmente la mia verità, io non avrei fatto così, senza mai avere la controprova. Però che stiamo parlando di Neuer, non di Meret, stiamo parlando di Neuer. Capita a lui come capita a Dyer, che ha tolto il posto a Kim, e può capitare a Juan Jesus, eccetera eccetera. Esseri umani con problemi, con problematiche, eccetera. Questo è il tutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non è tutto, perché ci vediamo anche stasera e vi faccio sapere il dove. Lasciate i like finali. Non ho scelto, come non ha scelto De Laurentiis, Conte, Pioli, Gasperini. Attenzione al quinto nome. Io insisto, i quinti.